Il giorno della sanità, ma anche il giorno della verità, sì, perché la conferenza dei sindaci dell'Ulsotto è chiamata a valutare l'anno 2021 del direttore generale dell'azienda sociosanitaria Berica. E allora mascherina su, perché i sindaci si trovano riuniti nella sala congressi del Polo Universitario di Contrasan Bortolo, proprio di fronte all'ospedale. Ecco, sono qui dentro. Shh, facciamo piano, tempesta di cervelli. Qualche minuto a porte chiuse, poi i sindaci dell'Est escono dall'aula, dove restano solo quelli dell'Ovest per decidere cosa fare. Alcuni infatti sono per il voto segreto, mentre a Est sono per il voto palese. Sì, abbiamo chiesto quanto previsto dal regolamento che prevede il voto segreto. Alla fine si rientra in aula e si vota a porte chiuse. Sì, le porte sono chiuse, ma l'oblò è aperto. C'è un vetro, allora avviciniamoci e... sorpresa! I sindaci inseriscono le loro schede in un'urna. Ha vinto la linea dello scrutinio segreto, previsto per regolamento qualora lo richieda anche un solo sindaco. Il tempo di fare qualche calcolo, dunque 49 votanti, voto minimo 0, voto massimo 20. Il dado è tratto. Il voto medio dei sindaci al direttore generale dell'Ulsotto Berica è 16. Probabilmente qualcuno ha votato non in maniera positiva, ma comunque insomma il 16 dobbiamo guardarlo come un voto positivo. Io personalmente dico che... Incoraggiamento? Sicuramente sì, e in ogni caso comunque... Non è scoraggiante? Perché? È stato un 16 un po' sofferto e abbiamo visto anche votazioni indecorose perché troppo basse. Cioè, tipo? Tipo i 3 e i 4 che ci sono state. È dura, eh? Durissima. In questo contesto ho sentito veramente un'unanimità. Poi unanimità non tanto perché ci sono stati dei 3 e dei 4. Sì, ma su questo io come mai? Questo non posso pensare che ci sia una valutazione di quel tipo. Ci sono state, noi... Cosa nascono allora queste valutazioni secondo lei? Non lo so. Beh, questo dovrebbe chiederlo a chi ha messo 3 e 4. Io sicuramente non ho messo 3 e 4, ma comunque nel voto segreto... Cos'è che paga il direttore generale con questo voto? Cosa paga? Con questi 3 e 4? Beh, paga sia abbassata la media che comunque secondo me è ancora buona. Poteva andare meglio? Che cos'è che ha pagato il direttore generale? Forse sta pagando un periodo un po' particolare della nostra storia sanitaria, per cui credo che abbiano pesato le varie tematiche anche dovute alla carenza di medici di base e a tutte le contingenze del settore. Io sinceramente non lo so perché hanno dato voti così bassi. Sentivo dei malcontenti, però poi ognuno conosce la propria storia e il proprio territorio. Ma da cosa nascono questi malcontenti? Ma forse non lo so, di organizzazione. Sono lei della sanità veneta, la carenza dei medici? I voti bassi bisogna chiederli a quelli dell'Ovest, alcuni sindaci dell'Ovest, perché non tutti i sindaci dell'Ovest hanno votato basso, anzi più di qualcuno ha votato alto. Ecco, però il 16 al direttore generale, che cosa significa? Con un aggettivo, traduciamo questo 16 con un aggettivo. Da parte di tutti l'impegno, lavorare. Il messaggio che cosa vuol dire? Niente, che noi siamo contenti di quello che fa e che c'è margine di miglioramento e soprattutto di dialogo. Collaborazione è importante per la salute di tutti noi cittadini, la collaborazione fra i sindaci, il territorio e l'azienda Olsa.